uno dei così vedo rilassato Zapparo Fratello perché mi aveva già presentato il libro. Ma pensavo tra tre fratelli scrittori, non è che mi volete come agente? Sì, no, cosa avviciniamo? Questo è il preludio di solito. Stiamo già registrando, siamo già. No, volevo dire che qualsiasi cosa diciamo sarà usata contro di noi. Allora buonasera, buon pomeriggio anzi. Come si dice dalle vostre parti? Buon pomeriggio? Lombardello. Lombardello. Buongiorno, buon pomeriggio non esiste. Sento lo squillo di un telefonino e mi ricordo che anche il mio non è stato silenziato e mentre lo silenzio volevo dirvi quello che mi ha colpito l'altro giorno. Sono entrato in una chiesa e all'ingresso di questa chiesa c'era, nella bussola c'era un annuncio. No, era molto molto ben fatto, come solo, scusate, i sassaresi sanno fare. Taluni sassaresi. E c'era la fotina di un telefonino e c'era scritto: stai entrando in questo luogo per incontrare il Signore. Sono certo che Lui ti cercherà in qualsiasi modo, ma non al telefonino, quindi spegnilo. No, però è molto carina, è sassarese. Come diceva il presidente Cossiga, rifacendosi ad uno scritto di Enrico Costa, no? Che ha scritto la storia di Sassari, diceva che il sassarese, e secondo me io questo lo posso dire anche per l'orbiese, nonostante il 50% del mio sangue sia tempiese, purtroppo, come voi sapete, tutta la generazione di mio padre è tutta di Taunton. Ci sono molti Carucci di oro. Sì, questo va provato e mi hai fatto diceva, parafrasando Enrico Costa, diceva: il sassarese è capace, per il gusto di una battuta, di buttare per terra il migliore amico, però nel momento in cui lo vede in difficoltà gli tende la mano per sollevarsi. Questo ce l'hanno i sassaresi, gli olbiesi, i tempiesi. Trovo difficoltà da Macome in giù. Buonasera a tutti, buon pomeriggio come preferite, perché sa lui vive all'estero, quindi non so se si dice buon pomeriggio o cosa. Io sì. Posso dire qualcosina prima che i nostri amici del coro dicano? È inutile presentarvi Torre Zappallu, perché chi non conosce Zappallu e la famiglia Zappallu quantomeno non è di Olbia, no? Giochiamo in casa sia perché la Vrina tira forte oggi, no? Tramonta, non proprio forte, però insomma niente titolo mai nessun titolo fu così azzeccato oggi. Questa Frina ha portato, mi diceva poc'anzi mentre arrivavo qui, a ricostituire questo duo che vedete davanti a voi e che, adesso non voglio datarlo, se no chissà cosa succede, 20-30 anni fa, forse qualcuno in più, qualcuno sta dicendo qualcuno in più, è quello che vi ha in qualche modo informato attraverso l'altro giornale di infausta memoria. No, perché è stata una bella palestra.
Io sono molto attaccato alla famiglia Zappallo, voi Ettore è stato teste di mia moglie quando si è sposata con me. Io ho messo la mano in testa a Piero, nel senso che l'ho cresimato, mercé gli auspici di Monsignor Meluni, che era allora vescovo di Tempio a Castelsardo e Olbia. Comunque Sanguinetti tiene molto a Olbia, no, non dite così, non dite così. No, allora io tra l'altro devo anche a Ettore Zappallo una cosa che lui forse adesso non ricorda, scusatemi questo breve amarcordo ma per entrare in serata. Una sera scendemmo a Cagliari per strappare da un godereccio direttore, godereccio, ci fermiamo lì, la firma per farci assumere all'altro giornale e così iniziare l'iter per diventare giornalisti professionisti. È una cosa che fu affidata al caso perché lui aveva messo tutti i nomi dei giornalisti cagliaritani e i sassaresi, quelli del nord li aveva dimenticati. Fortunatamente l'ultimo nome di un cagliaritano prendeva mezza riga del foglio bollato che doveva andare a Roma. Noi lo prendemmo a Ballantine e ci speriamo che non ci sei. No, siamo in diretta. E così non è che diventavo giornalista, riuscimmo ad entrare in quella piccola cerchia che poi dopo sostenne l'esame e via. E devo a Ettore una cosa, io non ho mai fumato in vita mia, però lavorando in Rai, quando si registrava e si montava, passavano ore nel montaggio, vedevo che tutti fumavano e anche allora per darmi un contegno più che per fumare anche io prendevo qualche sigaretta. Al ritorno dal viaggio da Cagliari eravamo così contenti di aver strappato queste due firme grazie alla riga mezzo vuota che ho detto beh mi fumo una sigaretta, non te lo ricordo? No, questo no. Te lo ricordo io. Curva finita Oristano si sale verso Macomer, c'è una curva sulla destra. Io ho detto, mi prendi il pacchetto da dietro, lui prese il pacchetto, abbassò il finestrino, lo buttò su quella che no, ma non fumo, lo sai che no. Dal giorno manco quelle due sigarette, quindi devo a Zappallo anche questo, Ettore Zappallo. Antonello poi immortalato, di cui raccontiamo in contumacia, ha immortalato con le foto l'indimenticabile matrimonio di Vandalisa. Ma soprattutto alla famiglia Zappallo mi lega Mario. Adesso io ho chiesto a Ettore di non far cantare il Non posso riposare vicino, io ho scoperto no, perché sai, sono legato a Mario, sono legato a tutta la famiglia, ma a Mario ancora di più, perché due cose: io sono entrato in Rai perché sostituivo Mario Zappallo alla fine della sua carriera e sono stato assunto a tempo indeterminato quando Mario è andato in pensione. E vi dirò di più, che l'ultimo pezzo di Mario Zappallo fu sulla istituenda, anzi sulla desiderata istituzione della provincia di Olbia Tempio. Il mio primo pezzo. Olbia, non c'era solo Olbia, però non Ci sentono anche a Tempio. Allora è Olbia Tempio. E il mio primo pezzo fu la istituzione, io venni qui a festeggiare la nascita della provincia Olbia Tempio, attirandomi le ire di tutti i miei amici politici sassaresi, i quali dicevano in tempi insospetti: facciamola questa strada agli olbiesi, perché poi se non gli facciamo la strada vogliono la provincia. Ecco che e sono molto fiero che questo sia successo. Poi sarebbero, siccome non siamo qui, ho mandato sul nazionale la squadra di Loiri Porto San Paolo che faceva la terza categoria. La Rai si ferma alla serie B, manco la C fa un minuto di tutta la serie. Se no la fanno. Vabbè, e adesso era in terza categoria e io feci il servizio non tanto sulla squadra quanto su questo piccolo paese, mi permetti, no? Piccolo paese, piccolo centro che, nonostante fosse un piccolo centro,
aveva un impianto addirittura con l'illuminazione notturna, cosa che non avevano campi di serie C in Sardegna. La cosa nasceva, guardate come è furbo il sassarese col 50% tempiese con amici ad Olbia, che mi mandarono a fare la squadra che per tutto il campionato non aveva mai vinto una partita, aveva preso 108 gol e non ne aveva segnato uno. No, era però una bella realtà, perché aveva nella terza categoria il vivaio più numeroso tra le squadre di quella categoria. Cioè ragazzi, allora noi furbi abbiamo trasformato questa cosa che poteva essere in negativo in una cosa in positivo. Non segniamo, abbiamo il portiere dalle mani bucate, però abbiamo una realtà che tutti ci invidiano. Bene, finiamo così, era giusto per rompere il ghiaccio, abbiamo portato via un quarto d'ora prezioso perché alle 7 dobbiamo chiudere. Siamo venuti per parlare più che di Zappalu di Olbia, e allora come incominciare se non con il coro di Olbia Folk Ensemble, che è francese o inglese? Ensemble è francese. Vabbè, chi è francese dice ensemble, chi è inglese dice ensemble, perché non si dice, però so che il B si dice B, che ci inizia, fa due brani iniziali e inizia con l'inno di Olbia, che mi hanno detto si intitola cioè il Cozzaro Nero.
Oh
via. Allora, Soffi di Frida. Io poi leggerò un capoverso in particolare, però Torre Zappato con questo libro è un libro che onestamente si può leggere in due modi: o d'un fiato, perché è fatto con una tecnica giornalistica molto serrata, ha molte citazioni, ha la precisione, i numeri proprio del bravo giornalista, come si dice, oppure lo si può anche leggere a rate, nel senso che, no, tieni compagnia, adesso dire, nel senso che non costa molto, nel senso che la notte può essere un buon compagno di viaggio prima del sogno REM, prima dell'addormentamento, non perché fa dormire, ma perché ha quei capitoletti, quelle storielle, no? Quelle che mia nonna del Piese chiamava i conti della barca, Torra. Ragazzi, vi salverà questa cosa. Ancora non abbiamo capito che se da Macoleri su non ci uniamo tutti. Qua rischiamo di avere soltanto un centro e basta. Fatemi un applauso. Guardatevi dai falsi profeti, cioè quelli che dicono che l'asse va soltanto dalla parte orientale, l'asse tutto il settentrione, e che purtroppo non abbiamo più una classe politica come una volta. No, ma lo dico con convinzione, Carlo lo sa. È fatto attraverso questi conti, i conti, no? Chi è che è cresciuto intorno al braciere e alla cappa dove si nello scaldapanni si chiamava, no? In italiano, la cappa in dialetto, così non entriamo in dire cose. E quindi si può leggere anche così, però Torre Zappato fa un racconto che parte da lontano, si prende quasi 2500 anni di tempo prima di arrivare a raccontare l'Olbia di oggi, che furbescamente, probabilmente le sue origini democristiane di una volta, furbescamente parlano di ciò che è stato e di ciò che sarà, volutamente lo lascia ai posteri. Noi di tutto questo gli chiederemo conto e iniziamo dalla solita frase. Allora, come ti è venuta in mente l'idea di scrivere questo libro e di chiamarlo Soffi di Frida, no? È la nostalgia di chi sta lontano? Ma perché poi Zappato ha una cosa importante dentro di sé, e questa l'ha sempre dimostrata in tutti i campi dove ha lavorato. Questa sua olbiesità è una cosa che è più forte di lui. Se gli dovessero dire Olbia o morte, lui no, faccio come lui, non risponde, non ha. Dove? Avete capito perché ho chiamato un tempiese, caro amico? Perché è vero, in tanti anni abbiamo lavorato insieme, abbiamo gioito, sofferto. Chi più di Gianni, anche Vanalisa, anzi la mia giornalista preferita è Vanalisa, la moglie, non lui. Anche perché Sassarese non c'entra niente con Tempio, quindi tutti i meriti. Ho chiesto a loro di presentare questa cosa, così come per esempio, lo dico con molta semplicità e molta onestà, quando il giornalista mi ha chiamato perché aveva saputo tramite Facebook, ormai si fa tutto su internet, l'intervista, io, carissimo amico, gli ho detto sì, l'intervista va bene, però prendi il libro, leggitelo e poi se mi vuoi intervistare mi intervisti. Cioè non è che perché io sono giornalista mi devono fare un'intervista, poi chissà che cosa. Lui ci ha messo 2 giorni, mi ha fatto 1000 complimenti con messaggi, ha detto ti intervisto. Io metto una frase che ho usato per mio padre quando andò via, e l'ho messa anche nel libro, e probabilmente stavolta riguarda me anche. Non mi ricordo chi l'ha scritta, non mi interessa, però me la faccio mia. Anche gli uomini piccoli al tramonto fanno le ombre lunghe. Io, per necessità, le cose che avvengono nella vita, ho lavorato sempre fuori, ho cambiato 15 datori di lavoro, mi sono sempre divertito lavorando perché ho scelto i lavori quando era possibile, quando non era possibile facevo, cercavo di arrangiarmi.
sono stato fuori e sognavo nella mia vita che ritorno ad Olbia, vivere ad Olbia. Poi mi sono trovato con la pensione a non poterci vivere, come circa 490.000 italiani, perché l'Italia non è più un paese per giovani, come si dice. Io ho 4 figli, 3 fuori dall'Italia, che lavorano fuori, e non è più un paese per vecchi, perché anche i pensionati alla fine scoprono che forse non gli basta. Ho scoperto questa terra, la Bulgaria, ho scelto di stare in Europa e poi per tutta una serie di motivi, avevo dei contatti sempre su internet, ho scelto la Bulgaria e ho scoperto una terra meravigliosa, che sembra la Sardegna degli anni 60-70, non nel senso della ritratezza, perché è una terra povera, per l'amor di Dio, però proprio di quell'atteggiamento, ancora oggi un po' a nuoro, no? Se ci si va, cioè la gente ti osserva, prima di salutarti ci mette tempo, poi quando ti conosce. E in Bulgaria mi è capitato, ero andato solo esclusivamente per risparmiare, per sopravvivere, insomma, e ho risparmiando i primi risparmi li ho dedicati a fare questa esperienza, perché era da tanto che la volevo fare. Moltissimi, stranamente, ad Olbia continuano a chiedermi perché soffri, che cos'è la vrina? Allora io ho recuperato, ho parlato con Carlo e ho recuperato questa cosa, che è del maggio 1968, quando a Parigi c'erano le barricate. Io, Carlo Corrado, Tino Scoguggia e tanti altri abbiamo fatto il movimento studentesco qui e facevamo tante battaglie. Si chiamava la vrina perché non ci veniva bene chiamare folk ensemble, noi avevamo un'altra idea, pensavamo di trasmettere queste. Abbiamo fatto, mi ricordo, le prime discussioni erano sulla pillola, le ragazze, i ragazzi in studentesco, poi si è andati sul divorzio, ma noi facciamo la lotta per la provincia di Oristano in attesa di prendere quella di Olbia. Era un momento bellissimo, stupendo, e come sempre, poi io l'ho fatto tutta la vita, perché lo voglio dire anche per qualche altro, quando nei ricordi di quelli che sono al tramonto, ci sono anche altri ricordi, l'ho trovato e ve lo faccio vedere perché molti altri capiranno che cos'è questo. Il risveglio, questo successivamente nel gruppo di un personaggio di cui spero di avere tutto il tempo di scrivere qualche racconto, Don Giuseppe De Lugo. Qui facciamo i comitati di quartiere, questi sono bambini anche di Orgosolino che giocavano per quella gioventù, non è mai morta, quell'idea fondante dove tutti noi, chiunque ci fosse arrivato, perché Olbia è un albero antico, altro che 2500, adesso chi è studioso, chi studia, chi approfondisce, scopre che c'ha 2500, forse sono anche di più, che è nata prima di Roma. Io nel libro lo spiego, i nostri gemelli sono veri, non se li sono inventati, e non dico Romolo e Remolo come diceva il buon Berlusconi, non se li ha inventati da Roma, non se li sono inventati gli storici 600 anni dopo per dire che Roma aveva delle radici, noi ci avevamo la nostra storia. E però la cosa bella di Olbia è che accetta gli innesti, è un albero. Un'altra cosa che voglio far vedere e poi la smetto, parlando di questa figura, questa cosa qua che ho messo nel libro è una cosa che avevo trovato a suo tempo a Rimini, è una fotografia di non si sa quando di Olbia, probabilmente 1900. Nel libro è questa, poi l'abbiamo un po' trasformata, nella copertina l'abbiamo messa e c'è questa 30 costruendo la panchina del Moldin. Ok, io ho sempre davanti nella memoria storica Spano Papai e non c'è verso. Allora però non mi interessava tanto quanto fosse, è stupenda, è struggente, è meravigliosa, e mi immagino questa persona chi è, non lo so, immagino sì. Poi ci sono due donne lì che passeggiano, che fanno, questa è Olbia soltanto, e ci sono in pratica in prima vista soltanto, vedete, le scuole in un campo, la scolastica. Olbia era tutta da costruire, però bene o male erano riusciti a fare le scuole. E mi sono immaginato negli anni 20, subito dopo la guerra e anche un po' prima, i nostri olbiesi, che avevano una delle più alte percentuali di analfabetismo,
scuola non è che, cioè, il maestro De Rosa faceva, la maestra Sorgio, facevano grandi sforzi, però erano 75-80 alunni per classe, insomma, è un po' complicato. E in questo posto dove in 150 anni, fino al 1945, si sono laureate solo 45 persone, quindi non c'era una grande classe dirigente, arrivano i Vinci, i Micheletti, i Bernardi, tutta la gente che fosse dalla Spezia, che fosse da Taranto, che fosse dalla Toscana, venivano in parte per farsi gli affari loro, perché erano commercianti, era gente che voleva guadagnare, vengono e poi ci rimangono però, poi restano e stravolgono, aiutano a stravolgere l'economia di questa città. Io l'ho scritto e ve l'ho detto, sono i numeri, basta guardarli. Olbia è la città sopra i 50.000 abitanti che è cresciuta di più negli ultimi 150 anni dei censimenti. Roma è cresciuta del 1300%, Milano del 450%, Sassari del 430%, mi dispiace. Tempio non c'era Olbia del 1800%. E non è cresciuta solo perché c'era la Costa Smeralda, è cresciuta nel tempo, gli innesti. Tra questi innesti nel 1959 arrivo io, ero di Patale, sono di Patale, e le mie radici sono quelle. Mamma di Olbia, mio padre, siccome hanno 6 figli, 5, poi l'ultima Caganido è nata alla fine 61, ci portano ad Olbia. Ci portano ad Olbia perché pensavano al nostro futuro. A Patava le scuole finivano alle elementari, non è che... E per andare, il mio amico carissimo, per andare alla media si doveva scrivere al seminario e tutto volevo fare, che magari Gianni avrebbe scelto, però io no. Io purtroppo volevo andare al seminario. Non l'hanno mandato, poverino, ma meno male. Allora, io arrivo ad Olbia e per 4 giorni non esco di casa, perché io ero un ragazzo di strada, io parlavo il sardo, mi divertivo, a Patata avevo fatto un'infanzia meravigliosa, non ce la facevo, poi insomma mio padre fa una cosa che la cito anche nel finale, perché per arruffianarsi e arruffianarmi ad Olbia, prende e mi porta alla partita dell'Olbia, per mano, mi porta al campo. Io non avevo mai visto una partita dal vivo, ci giocavo sì come tutti, ma non l'avevo mai vista. E da lì, dal lunedì successivo sono uscito, piano piano, ho conosciuto gli amici. Ad Olbia si può arrivare piangendo, ma si va via piangendo, perché Olbia ha qualcosa di strano. Questo libro nasce con questo intendimento. Io sono sempre stato curioso. Mi è capitato di discutere spesso con i ragazzi, tra parentesi, una cosa che voglio fare, ho già parlato con diversi direttori, presidi, questo libro lo voglio non promozionare, perché non sono venuto per venderlo, certo se riesco a fare qualche soldino non è male perché così ne faccio un altro. Però ho parlato con i ragazzi e mi accorgevo che, dicevo loro, siate curiosi, questa città vi può dare tanto. Io non lo so, chiedevo, sapete cosa vuol dire chi è Capello Piro? Chiedevo di Fausto Noce, questa di Fausto Noce poi è tutta una cosa stranissima. Io non ho capito, questo è il mezzo Tempiese, è il mezzo Porto Turitano, di Porto Torres, né a Porto Torres, non esiste, perché questo in fondo non è un eroe, insomma la storia l'ho segnata, ve la leggete, non c'entra niente. Io preferirei che quella zona si chiamasse Campo Boario, come quando Carlo Marcetti, che era il nostro grande campione di mezzofondo, campione italiano, e a tempo non ce l'aveva, ce l'allenavamo tutti lì, io ero negato, però io mi allenavo anche perché poi non era, eppure anche nei nomi noi siamo stranissimi, noi abbiamo dato la via più strampalata, più scema, più stupida, posso dire più stronza, non so come si dice in Bulgara, ma è così, più stronza della città, all'uomo che merita più di tutti, a Giacomo Paolo, gli abbiamo dato quella via delle ferrovie, quella via della stazione, e lui ha fatto la guerra alle ferrovie che ci ha tolto il postale per 20 anni, invece di dargli l'Isola Bianca, il viale dell'Isola Bianca. Io non sto facendo, i nomi delle vie non sono né di sinistra né di destra, i nomi delle vie devono rispettare il nostro modo di essere. Olbia è micidiale, perché dice, e alle volte... E però l'Olbia è fenomenale, perché è l'unica città in tutta Italia, in tutta Europa, che si può permettere di avere via Olbia. A Sassari, via Sassari non esiste, a Roma, via Roma non esiste. Noi abbiamo il senso della misura. Ecco, questo è un libro fuori dalla misura, per adesso è questo, ok?
Fategli un applauso così prendiamo povera controparte di datori di lavoro che dovevano fare i conti con un sindacalista così. Perché, ho capito là perché andavate in due con Pasquino. È come la polizia stradale, uno buono e uno cattivo. Il Pasquino riflessivo. Ah, lui era cattivo? No, tutte e due. Ah, meno male. No, abbiamo. Eccellenza, abbiamo qui, grazie. No, perché è importante avere Don Sini perché è di Laerro, però tempiese, innamorato di Tempio, non voleva venire a Olbia e non se ne vuole andare più. Gli abbiamo proposto di fare il vescovo non di Olbia, perché il vescovo di Olbia e di Tempio c'è lunga vita, non vuole andare neanche a Roma, Riccardo. Allora, diamo un po' d'ordine a questo racconto, perché Tore è bello, affascinante il racconto, però poi dopo dobbiamo in qualche modo dare un po'. Allora, giusto per ristabilire un po' di misure, noi non abbiamo dato le sassi del Tempio, non hanno dato via Tempio. Invece Torre Zappatu, olbiese, va al di là, lui ha saltato tutta la parte preistorica, perché archeologica, perché addirittura Torre Zappatu fa impallidire Romolo e Remo, perché Olbia sarebbe stata fondata da due gemelli che erano. È una leggenda. Però da allora, vai. Non di 600 anni dopo. Cioè, racconta in breve. Ti ha affascinato non solo questo. Guardate, io adesso non li leggo perché vorrei leggere la seconda parte, alcuni capoversi della seconda parte, perché secondo la mia opinione sono quelli più toccanti anche per tutti voi, perché parla di persone che abbiamo conosciuto e che comunque hanno lasciato un segno in tutti noi. Questa parte invece ce la racconti brevemente a domanda e risponde, question time, sì, no. Perché lui pone alcune, appende alcuni quadri. Allora, la mitologia, tutti lo sanno, io ripeto, parlo solo da giornalaio, non studioso, però il mito dei due gemelli esiste da sempre, in tutte le varie le realtà, insomma, che non c'è più. A Tempio non c'è, tranquillo. Però Tempio non c'era neppure, allora proprio vabbè, ma perché mi fa parlare sempre? Mi sento male. Allora, il problema è che i due gemelli romani, da qui nasce la mia io parlo di espropriazione del mito. I due gemelli romani sono un'invenzione successiva, perché ovviamente ogni realtà che nasceva, e Roma è nata e poi ha imperato in tutto il mondo, conosciuto, aveva necessità di avere una storia, delle radici, per cui si è inventata la storia di Enea, di Anchise, poi arrivati a Lavinio, tutte queste cose qui, e a un certo punto, 600-700 anni dopo, nel periodo classico, si inventano l'idea, addirittura il giorno 22 aprile o 25 aprile, adesso non mi ricordo quando è nato, e insomma del 762, qualcosa del genere, si sono inventati date come se ci fosse un giorno. Oggi è nata a Roma, ci hanno messo il cartello stradale, c'è a Roma, tutte fesserie. E lì, per stabilire appunto questa, si inventa Remo, rigidamente Remo, così è scritto, quindi non posso descrivere la storia per far piacere a Berlusconi, e si inventa questa cosa. Il paradosso qual è? Che adesso andando indietro, finalmente, che cosa è successo? È un mio parere, qui c'è anche un illustre accademico, finalmente un nostro accademico come Carlo Marcetti. Io ho la netta sensazione, dopo per esempio i bellissimi volumi e la storia che si è raccontata in quelle giornate stupende di quel convegno da Olbia a Olbia, che era stupendo, meraviglioso, e da lì è nato un movimento per cui le università cagliaritana e turritana hanno sempre più studiosi che si sono accorti che se vengono qui e scavano, se vengono qui e raccontano la storia vera della Sardegna, scoprono che probabilmente qui c'è una miniera d'oro. E quindi in mezzo a tutte queste cose qualcuno come Pittau, lo dico, scopre che Tavolara può essere l'ultima nave
nella leggenda, è leggenda anche l'Odissea, l'ultima nave di Ulisse, qualcuno scopre che i gemelli qui c'era la storia, Ipeo e Antileon. A questo punto qual è il problema? Non è che io sono contento che, come dire, mi sto inventando niente, sto dicendo semplicemente che più si va indietro, più si riesce a capire. Io mi sono laureato a Cagliari, ho vissuto a Sassari tanto tempo, i musei li conosco, adesso non so come funzionano, però mi ricordo che inizialmente sentivo un moto di orgoglio perché 50-60%, non lo so, di reperti a Cagliari erano tutti di qui, andavi a Sassari la stessa cosa, quindi ero contento. Poi dico, ma noi non abbiamo anche un museo, noi addirittura abbiamo trovato le vestigia, lo sappiamo tutti, in via Regina Elena, le abbiamo coperte perché dovevamo lasciarci la gente. Cioè qua se sfossi c'è tutto, e sto parlando di cose, e non si sa ancora quando sia nata Olbia, ma sicuramente Olbia è davvero una delle realtà più importanti di tutta la storia sarda, perché ha avuto un po' tutte le nazioni e tutto il resto, quindi non è solo i gemelli, è tutto il resto. E poi soprattutto a me, onestamente, quella che mi ha attirato di più, chi legge il libro lo sa, è la concubina di Nerone. Lo sempre ma queste sono sempre tutte leggende. No. L'Odissea è una leggenda, l'Eneide è una leggenda, la Gerusalemme liberata è una leggenda. Allora ti dico quello che ha detto una volta un mio amico che non amava studiare, chiedo scusa a Sua Eccellenza, poi dopo mi perdonerai, a casa mia me ne confesso. Un giorno ebbe a dire questo: ma tu ti rendi conto, se Dante avesse baciato Beatrice, se Leopardi avesse portato a letto Silvia e se Petrarca avesse toccato il sederino a Laura, ma quante ore di educazione fisica in più avremmo fatto? Tu pensa a quante Odissea, sono assolto? Sì, si confessa prima. Però noi arriviamo, perché ho il carnet degli sconti, noi arriviamo ad approfittiamo della presenza di Don Gianni anche, perché arriviamo ad una cosa che nel libro, insomma, è un po' coraggiosa, ne parliamo, sì, certo. Il titolo è La città di Simplicio, il santo dimezzato. Dimezzato perché? No, la parola dimezzato sì, no, è semplicemente perché per anni l'abbiamo dovuto adorare a metà, perché la statua, io credo non c'è la prova provata, ma gli orbiesi che ci fecero questa statua per onorare il loro santo evidentemente non avevano tutti i soldi, non è che, però aggiunsero una leggenda all'altra tradizione orale che c'era, perché documentario non ce n'era, che era, dice, sapete perché è dimezzato? Perché Barbaro non solo, come questo sembra provato, gli infisse la spada, lo uccise con la spada, ma siccome aveva paura che diventasse martire, lo tagliò a metà. Una parte era poi messa qua e l'altra parte era buttata a Figaro. Figaro non è una parola. E lì dice che il mare impetuoso a tramonti, insomma. Allora, fino agli inizi dell'Ottocento, di fatto questa statua era quella che la gente ne seguiva nella processione. Poi arrivò uno che, pur essendo canagianese, quindi avendo in qualche modo meno astio nei confronti di Olbia, però decise che quella statua non andava più bene e la fecero ed è quella che noi abbiamo oggi. Quindi in questo senso il dimezzato. No, quello che dico io lì, che dico io, non dico, insomma, non è che semplicemente raccolgo l'impressione di tutto il resto. La mia tesi è semplice. Io non ho ricavato in tutte le cose che ho letto, e magari, anzi, non le ho lette tutte, quindi quelle cose che ho letto non ho ricavato la certezza della, come dire, della esistenza di San Simplicio come santo. E faccio una scelta di campo, da olbiese, perché io anche adesso quando rimango qua il 15 di maggio o al mio balcone oppure per strada seguo anch'io San Simplicio, oppure sono un fedele di San Simplicio, e dico questo che mi interessa poco che sia esistito o meno. C'è poi tutta la trafila delle reliquie, e anche qui io lo dico da esterno, da laico molto miscredente per queste cose. Io sono uno che se fosse stato Eusebio da Cesarea avesse fondato la Chiesa Cattolica insieme a tutti ai grandi, probabilmente il secondo comandamento l'avrei lasciato, non fare nessuna immagine di Dio, cioè i santi
da questo punto di vista sono molto molto contrario alle immagini a queste cose. Però detto questo è un mio parere. Allora, il vero miracolo di San Simplicio delle cose, cioè non c'è bisogno di essere sicuri di trovare le reliquie. Tanto più che quelle di Olbia quelle di Terranova, dell'antica Terranova, furono un po', come dire, artigianalmente ritrovate, nel senso che Rotto, Gianuale e Gavino, certificato, il notaio, tutto, tutti i santi che venivano trovati venivano certificati. Quella di Olbia dice sì, le abbiamo trovate. No? E la cosa curiosa è che di fatto sono state trovate delle reliquie di una santa, sono state trovate, lo dico. La Chiesa riconosce, però questa non è. Sì, ho capito quello che vuoi dire. Cioè, a me quello che interessa fondamentalmente la scelta è San Simplicio c'è perché gli olbiesi e Olbia non ci rinunciano, manco se glielo ordina. L'importanza di San Simplicio, la basilica, no? Il santuario, è punto di riferimento dei poveri più poveri, di quelli che oggi chiamiamo gli ultimi. Tu lo racconti in varie fasi. Esattamente. Perché io leggendo pensate, San Simplicio è sempre stata fuori, cioè fino agli anni 60 mio nonno Sanna, il nostro nonno, perché ci sono molti miei cugini, parenti, il nostro nonno noi c'era il campo delle Voce, eravamo in campagna, io sono venuto ad abitare la patata che stava in campagna perché c'era solo Peppe Secchi dietro di noi, non c'era niente. La città era dentro il passaggio a livello e San Simplicio era sempre fuori. E anche per le reliquie, per esempio, alla fine l'abbiamo trovata a San Paolo, cioè San Paolo era sempre al centro della città, perché anche noi abbiamo la nostra nobiltà, quindi il centro era il centro non solo fisico ma anche come dire umano della collettività. Ma non c'è stato mai in nessun momento, anche quando fu abbandonata per una ventina d'anni all'incirca, forse di più. Addirittura fu anche violentata perché era diventata un deposito d'armi negli anni prima nella guerra, nel 15-18, cioè lì era sinonimo di come dire, di morte, perché era una guerra, c'era la guerra. Eppure questa devozione a questo santo, tutta questa comunità. Olbia ha un'altra caratteristica che è quella che più mi ha sorpreso. Io ho elencato all'inizio, in uno dei 4 articoli veloci, le 25 distruzioni, le 25 odissee che Olbia ha dovuto sopportare, tra colera, pesti, draguttu, bombardamenti, alluvioni. Bene, il minimo una volta siamo arrivati ad essere 19 fuochi, si diceva così, cioè è stato tanto. E io un pezzo lo voglio leggere. Chiedi bene, posso dire parolacce anch'io? No, parolacce no. No, l'ho scritta. Quella scritta sì, leggi. Allora, ve la voglio dire, in una di queste realtà, solo questo voglio leggere, il resto, in una di queste realtà Olbia fu letteralmente invasa, distrutta, mortificata, andarono quasi tutti via. No, però sempre qualche nucleo familiare è rimasto. E tutti espressero solidarietà, la documentazione copiosa, tutti a dire, insomma, questa città, poveri disgraziati, povera gente. E io scrivo, devo dire che questo giudizio di attenzione alla disperazione di Olbia, da olbiese partecipe che scrive sotto l'influenza laica della propria partigianeria, sistematicamente mi rimane sullo stomaco. Qual è il giudizio? Tra questi che guardavano e certificavano il disastro, ci fu persino chi non si dolse troppo di questo evento, in quanto alla fin fine disse al re spagnolo che chiedeva: raccontatevi che cosa è successo, perché qui raccontano, non è che c'era la RAI o internet,
raccontatemi che cosa è successo in quel territorio all'Olbia. E questo scrive: dicha ciudad fuese de poca calidad. Da questa città è di poca importanza, non si preoccupi, caro re. E ho detto, questo giudizio ce l'ho sullo stomaco. Per questo sarebbe fuori luogo che adesso, io dico, soprassedessi, e quindi la sintetizzo. Quel giudizio, il resoconto in questione, fu un dispaccio informativo con cui l'emerito, punto interrogativo, vescovo di Ales, Andrea Sanna, inquisitore del regno, informava dell'accaduto alla Suprema Corte di Spagna, ragguagliando anche con precisione del sacco. Diceva, mi hanno preso questo, era il più bravo a dirlo. Gli effetti per via della marginalità, della cattiva qualità di quella dicha ciudad. In questi casi il giudizio storico, dicono quelli che se ne intendono, deve essere contestualizzato, ma per fortuna io, non essendo né giudice né storico, men che meno intellettuale, mi posso permettere semplicemente da olbiese di assegnare all'emerito santo inquisitore di qui sopra anche l'indiscutibile e strameritato status di emerito stronzo futura memoria. Questo per dire che in una situazione di questo genere la cosa che mi ha entusiasmato, che ho fatto anche un'altra forzatura, l'ultima, non la racconto, non dico altro, spero di non doverne parlare altro. Per tanto tempo c'è silenzio, perché non è facile avere le fonti. Io ho letto tutti i giornali, la storia dalla Nuova Sardegna, da sempre, tutti i giornali, e vi posso assicurare che ci sono anni interi. Quando la Nuova Sardegna festeggiò il centenario, io c'ero a casa, una pagina di Olbia, ed era per la nascita della Costa Smeralda, però subito dopo diceva che Alghero era per dire, quindi faticava a trovare le righe che riguardavano Olbia, chiaro, faticava. Abbiamo avuto di tutto, abbiamo conosciuto i peggiori invasori, ma da Olbia c'è stato sempre qualcuno che non andava. L'ultimissima cosa è questa: quando in quel silenzio le cose che si trovano per chi è storico sono soprattutto i dispacci di polizia, e si diceva appunto fermato per un furto, rabiciatario, con tutto il resto eccetera. Bene, quando io sono andato a vedere il Lissa, per esempio, che è uno dei pochi tempiesi che io stimo, nelle scritte che faceva anche su Olbia Gallo, dice Olbia a questo punto diventava un fatto statistico. Avevamo una percentuale di delinquenza micro e macrocriminalità che era superiore a quella della Barbagia di numero, perché era un numero, dice qua ci sono tanti stupratori, tanta gente che ruba il bestiame eccetera. E la cosa che mi ha incuriosito è che nessuno metteva i nomi, cioè quando beccavano qualcuno che faceva il contrabbando c'erano i nomi. Io ho riportato in tutti quelli che ho letto i nomi di Azara, De Cortes, e quindi chiunque sia di questa razza, che faccia parte di questa razza, sa che il più bel libro di storia scritto ad Olbia, lo dico e lo confermo, lo ha fatto Schmidt, uno che si chiamava Peter, è andato a cercare in Australia, è andato dappertutto e ha scoperto che, probabilmente se Schmidt leggesse il libro scopre che di Peter ce n'era ancora più in là, perché qualcuno magari era un ladro di bestiame. Quello che salta fuori dal libro, tu racconti le cadute e le alzate di Olbia. In realtà voi olbiesi una sofferenza l'avete sempre vissuta, ed è quella con Golfo Aranci, perché in realtà per anni c'è qualche... No, spero non ci sia qualche parente in tampone. Gli abitanti di Golfo Aranci come si chiamano? Golfo Arancini. Ecco, gli abitanti di... No, ce n'è uno, sì che c'è, come no, però è un Golfariani, no, ok, diamo ordine al racconto. Quello che salta dal racconto, quello che viene fuori, è questa capacità del popolo olbiese di rialzarsi ogni volta che cade, e soprattutto di non abbattersi quando altri per l'Eressa, per Olbia, decidono diversamente, no? Leggo brevemente, perché siamo proprio oggi il 27 gennaio, il 29 gennaio del 1920, cioè esattamente 97 anni fa e 2 giorni, uscì questo articolo sulla Nuova Sardegna. Era sulla Nuova? Sì.
Venne eletto Terranova è esultante fin dalle 4 della notte, la banchina della Bianca è invasa, mi sembra di sentire quelle voci del padre, è invasa da una moltitudine festante, è presente la banda popolare venuta dalla vicina Maddalena, tutta Terranova è alla Bianca ad attendere il primo arrivo del piroscafo che dopo 37 anni, 6 mesi e 23 giorni, per volontà indomita di popolo, è restituita la nuova Olbia degna dell'antica il città di Cagliari e... Il problema è che si chiamava città di Cagliari da prima. Il città di Cagliari è avvistato dal semaforo di Capo Figari alle 4:10. Figari come vuoi. La folla riunita alla Bianca avvista il piroscafo alle 5:30 e prorompe in un nutrito prolungato applauso mentre la banda intona gli inni della vittoria. Fortunatamente in questi 70 anni il giornalismo ha fatto passi da gigante. Era il 29 gennaio 1920, il sagace cronista della Nuova così descriveva l'arrivo del primo piroscafo, che da allora in poi cambierà la storia della nostra città. Questa è una cosa che nel libro è molto ben descritta, così come quando Tempio aveva 7.000 abitanti e Olbia era un piccolo borgo e Olbia non si è mai arresa. Ecco, questo secondo me è quello che bisogna un attimino mettere nei idee, senza fare troppe parentesi. Vai dritto alla meta perché arriviamo alla parte più toccante del libro. Allora, io voglio dire solo questo. Il mio intento era quello di... intanto, questa è una raccolta di appunti, quindi ogni volta che leggevo io segnavo, facevo, invece di scrivere poesie scrivevo di Olbia. Quando poi alla fine ho detto lo faccio perché avevo i soldi, perché li ho risparmiati in Bulgaria, ve l'ho detto, sono riuscito a farlo. Attenzione, ho fatto anche la casa editrice, è mia, è nostra. C'è anche quella, l'amministratrice delegata. O in Bulgaria questo fa un altro lavoro, oppure si vive pochissimo. No, si vive da chiudiamola lì. Comunque, si chiama Calabanana, la casa di... Chissà perché. Si poteva mica chiamare la famosa. Oddio, spiegarlo in Bulgaria che cosa è Calabanana diventava un po' un problema, però vai avanti su questa storia di Olbia che cazzo si alza, che cazzo. Perfetto, allora il problema è questo, che più scrivevo, più andavo avanti, io ero convinto di aver scritto una storia di Olbia. Alla fine mi sono trovato, ed è il motivo per cui dovevo arrivare lì, mi sono trovato ad aver fatto dei racconti degli olbiesi. E gli olbiesi, vi ripeto, sono quelli che tutti noi lo sappiamo. Si dice sempre non c'è più l'Olbia di una volta, i ragazzi sono diversi, e lo dice sempre una generazione avanti. Fortunatamente, avendo avuto anche un altro dei miei tanti peccati, quello dell'Olbia Calcio, ho sempre avuto la possibilità anche a questa età di parlare con i ragazzini, perché giocano a pallone i ragazzini e tutto il resto. Vi posso assicurare, da olbiese che vive in Bulgaria e che viene 2 o 3 volte ogni anno e che verrà, spero, sempre 2 o 3 volte ogni anno ad Olbia, che l'obesità c'è anche tra i vostri figli, tra i vostri parenti, perché io li sento parlare come parlavamo noi. Certo, fanno le stesse mani, stanno sempre a guardare, però la parlata è quella, il meccanismo è questo. Olbia è stupenda, l'obesità è incredibile, ti entra dentro e non ti esce più. Io di questo virus sono fiero, ho portato l'esame. Di questo devo darvi atto, perché le ultime fasi sociali, politiche, da 10 anni, forse anche 20 a questa parte, denotano proprio un crollo, anche politicamente, anche come classe dirigente, soprattutto del nord Sardegna. Io lo dico da sassarese, me ne rendo conto, i politici olbiesi e soprattutto i cittadini olbiese ha sempre avuto questa grande aggressività, questa tenacia, non così forte perché certe volte scantona, però questa grande aggressività che ho trovato anche ogni volta che andavo a intervistare non soltanto i sindaci di queste zone, ma anche i cittadini, anche quando succedevano disgrazie. E voglio arrivare anche a quello che al capitolo che Tore chiama l'inferno, cioè l'alluvione del 2013, che praticamente sono cose che abbattono chiunque. Però mentre ho notato che i galluresi sono fermi nella loro
tenacia di riprendersi e di prendersi e talvolta di riprendersi il posto che gli è dovuto dalla storia e dalla geografia, lo dico sinceramente, e ho vedo il sassarese che è un po' più remissivo in questo momento. Per sassarese intendo il nord-ovest della Sardegna, soffre dell'aggressività e della ormai predominanza del sud e si ribella solo a parole, mentre invece il gallurese no. E lo dico sia per la gallura costiera sia per la gallura interna, così non lo nominiamo e non ti dispiace, va bene? Voi avete due grandi momenti, Olbia che voi. Io per anni ho fatto le vacanze da queste parti, poi sono molto vicino a questo territorio, vi ripeto, mi dovete il servizio sulla provincia che ho ereditato da Mario. Olbia ha due momenti importanti, al di là dei gemelli e di tutte, che sono appunto l'arrivo del piroscafo e negli anni 60 l'arrivo dell'Aga Khan e l'intelligenza di Saverio De Michele, che era l'allora sindaco, che sono i due momenti e soprattutto la capacità di quella classe dirigente di non cedere a Nino Rovelli e quindi di non sporcarvi, no? La costa. Questa è una cosa che a lungo termine ha pagato. Tore con molta precisione mette anche la data e il tipo di aereo che atterra per la prima volta al Venafiorita, che diventa poi Costa Smeralda, eccetera eccetera. Due momenti fondamentali che proiettano questo territorio ad essere uno dei territori più grandi. Guardate che poco fa, quando raccontavo la storia del politico, è vera, cioè sia Carlo che Giovanni lo sanno benissimo, che i politici sassaresi di un certo livello dicevano facciamogliela la strada agli olbiesi, perché se no un giorno vorranno la provincia e gli olbiesi l'avrebbero comunque avuta la provincia, perché era un qualcosa che gli spettava. Ora il problema è quello di non rimanere separati tutti quanti, ma questo è un altro discorso, tu non l'affronti da mondo democristiano. No, volevo dire, allora, sei d'accordo che questi due momenti, l'arrivo del piroscafo e l'arrivo del principe con l'aeroporto e quella scelta di non far arrivare quel cacciavite, come dicevano invece dalle mie parti, un politico disse abbiamo tolto la pecora al pastore e gli abbiamo messo in mano il cacciavite. Applaudivano, ahimè. No, io ne aggiungerei un altro. E sono state, anche lì faccio sempre una piccola, come dire, piccolo ricordo personale. Ne aggiungo un altro. La edificazione delle scuole. Perché insomma adesso io lo cito anche il grande lavoro che si sta facendo, come si dice, l'Università Gemmata, come quell'altra cosa del Gemmata, si fa all'aeroporto. Comunque lo si fa, si porta avanti. E quando sono venuto ad Olbia siamo arrivati un po' in ritardo, perché dove sono venuto ad abitare io c'era l'istituto tecnico che era nelle nostre abitazioni, a casa nostra. Una volta finito il contratto si è andato via la provincia e io sono entrato allo scientifico e c'erano solo 3 classi quando sono arrivato e capivamo di essere proprio come posso dire, delle bestie rare, Insieme a tutto questo avevamo da un lato questo sindaco che apparentemente rifiutava quelli che in pochi anni erano 12.000 posti di lavoro a Porto, c'era la grande, cioè sembrava una pazzia dire no all'inquinamento del mare. Ovviamente queste scelte hanno pagato ed Olbia è diventata quella. Però è costato molto. Quindi questi 3 fenomeni, finalmente la riacquistata realtà, perché poi si dice Golfaranci, ma non c'entra niente Golfaranci stava ad Olbia, era la famiglia Tamponi, come spiego, che aveva tutti quei terreni, quelle cose, e è riuscita ad avere dalle ferrovie l'allungamento del percorso ferroviario, non ha fatto in modo che nessuno finanziasse per 4 lire l'adeguamento del porto di Olbia, e quindi per 20 anni siamo stati sofferenti.
Però alla fine il porto, la cultura e le scelte politiche di politici ha veduto. Molti dicono, onestamente lo dico anch'io, come De Michele era un cozzaro, quindi dice io il petrolio nelle cose non ce lo metto. Beh, ha fatto i suoi interessi, io sono contento che li abbia fatti perché con lui abbiamo goduto anche noi. Sono d'accordo. Infatti, leggo, stamane c'è il sole nella mia città, ma non scatta. Non sorride come quasi sempre. Anche lui magari si vergogna di essersi nascosto quando dal cielo si è scatenato l'inferno. Quando la morte e la disfatta si è impadronita dei nostri corpi e delle nostre anime. Un incubo, di quelli che hai sempre pensato potessero riguardare solo gli altri, perché li hai visti tante volte in televisione, o li hai letti sui giornali e ti hanno mosso a compassione e solidarietà umana. Ma quando tocca a te, è davvero un'altra cosa. Nella città morta stamane giri come un appestato senza più patria, senza più meta. Ti muovi per andare incontro alla tua stravolta quotidianità e non trovi il giornale, non c'è neppure Mario Furrone per la mia colazione, il suo bar, il vaso dal fango, alla saracinesca chiusa. Devo pagare una cambiale e la mia banca è chiusa. Spariti giornali, negozi ed esercizi chiusi, le sirene sempre accese, elicotteri in sorvolo di controllo, gli studenti rintanati in casa senza scuola e per un attimo senza più risposte al loro domani. Olbia, città morta. Eppure rinasci. Non ne voglio parlare. Allora andiamo alla parte ancora più commovente, così ti commuovi e non ne parli. Va bene? No, voglio dire, nel frattempo, se c'è qualche domanda da fare, qualche provocazione, fatela, perché purtroppo il tempo passa, poi non è che facciamo a scomparti, finisco io, poi inseritevi se proprio dovete inserirvi con qualche provocazione, ripeto. C'è la parte che, interrompetemi pure, ho visto una mano sollevarsi? No, era una provocazione. No, volevo dire, inizia la parte dedicata alle persone che hanno segnato la vita, no? Perché non sono soltanto i fatti, le vicende, ci sono anche le persone. E qua c'è una galleria di personaggi che senza dubbio hanno fatto Olbia e hanno anche segnato la vita di Tore come quella della famiglia Zappalli. Io non so quale di questi personaggi, perché tutti poi non li possiamo citare perché sono diversi. Tu hai fatto una scelta, c'è Catello Piro, come dicevi, c'è, come non ricordarlo, Bruno Nespoli, no? Che tu, questo povero ragazzo che muore così giovane, c'è Angelo Caocci, poi sì, c'è Angelo Caocci, lui è molto legato alla... ve l'ha raccontato, io volevo leggerlo, però quando Mario lo prende per mano per farlo smettere di piangere, voi immaginatelo, invece che parlando piangendo sempre perché aveva lasciato pattata, e quel pover'uomo del padre che gli diceva: ma io ti ho portato nella civiltà. Vedete, io ho un parente qui a Olbia, e ormai è defunto, si chiama Balata, mia nonna faceva Balata, era di? No. E a un certo punto uno dei figli di Balata, no, il cugino di mia nonna, da Tempio lo mandarono a Olbia, quando Olbia ancora non aveva nulla, aveva probabilmente il città di Napoli e il città di Nuoro, ve lo ricordate, sui quali anch'io ho viaggiato, bambino, ma ho viaggiato perché non sono così anziano, e lo mandarono qui a Olbia ad aprire un negozio di abbigliamento, eppure non funzionava. E allora lui voleva tornarsene a Tempio e il padre gli disse: tu hai di sta un divisori bastimenti. Perché così? Cioè l'apertura delle scuole, per forza la classe dirigente la prendevi da fuori, quando finivi alla quinta elementare o alla terza media non potevi frequentare, oppure ecco perché io, caro signor sindaco, ex sindaco, mi batto contro lo spegnimento dei piccoli paesi.
e soprattutto prima ancora contro lo spegnimento della caserma, dell'ufficio postale, del cinema, dell'istituto di scienze religiose, insomma, perché non ci saranno più punti di incontro. Cioè, ma sai, sono soltanto 361 anime, ma sono 361 anime, non abbiamo troppi discorsi. Bruno Selleri, io non so tu di quale soprattutto vuoi parlare, io lo so che tu vuoi parlare Di Bruno. di Bruno Selleri? No. Ah, di Bruno, Mio fratello. tuo fratello, Bruno De Rosa, è il fratello di Gianni? No, allora, Ne parlo perché qui c'è tanta gente, che la ci conosce. sono le figlie, ci sono gli amici. Leggetevelo, punto. Non so cosa No, dire. no, vabbè, io se vuoi lo lascio. Un pezzo della nostra città ci lascia. Dopo anni di dolore e di sofferenza, il suo forte fisico non arreda. Impiegato di banca, sportivo e fervente cattolico, Bruno, anzi Brunetto, ha circondato la sua esistenza di un alone di allegria e di umanità difficilmente eguagliabile. Volergli bene veniva naturale perché lui non poteva, non sapeva vivere da solo. Sempre un sorriso, sempre una parola importante per affrontare la vita con ottimismo e positività. Per esempio, in oltre 10 anni lui è stato il solista del gruppo di tifosi dell'Olbia. Quando le partite, oltre al fischio dell'arbitro per avere inizio, necessitavano anche del suo indimenticabile Ole Olbioli. olè, Olbia, olè. Il resto dicelo tu, No, niente, uno che mi ha accompagnato tutta la vita e quando sono uscito quel lunedì dopo gli anni, dopo quel settembre del 59, settembre-ottobre del 59, Bruno è stato, dopo 2 o 3 anni, uno dei primi che ho conosciuto, insieme a Antonio Vercogugia, che è l'altro mio fratello di arte da questo punto di vista per la mia crescita. E non lo so, sono insieme a Gianni, insieme a Nicolino, gli altri. Non ricordo un solo momento di attrito, non ricordo, bastava guardarsi, non ho più trovato questa intesa, ricordo quanto abbiamo sofferto quando ho dovuto andare a fare l'operazione che poi gli è costata l'esistenza, cioè quando gli hanno tolto la milza. Tra l'altro l'aveva dovuta sopportare perché era cazzolaio, i cazzolai lavoravano con quel maledetto treppiede di ferro, tirando alla fine lui lo metteva perché aveva inventato le scarpe monodito, non infradito, monodito, perché ai turisti riusciva a vendere, non so come facessero a camminarci. Una suola di come si dice, ovviamente di pelle, con tutti gli altri, però un solo quello per metterci il buttone e un busso a scamminare. Però riusciva a fare queste cose qui. E dovetti interrompere anche quel lavoro perché stette male, noi eravamo preoccupatissimi. E mi ricordo che mi mandò una cartolina e io gli chiedevo, che non è che c'era il telefonino, e avevo chiesto raccontami com'è, insomma, come stai, come non stai, e lui mi mandò una cartolina. Bella giornata a Olbia lui. Qui sono Utioni, cioè Utio de Abba, Utioni grandi, non gli piaceva la città, pensava a questo invece che a... E poi insomma Bruno non so quante stremunzioni aveva ricevuto. Una volta a Sassari, ultimamente 5, vero? Anche perché avevamo un medico carissimo amico che ne decretava in maniera sempre sbagliata, fortunatamente. Alla fine ricordo Nicolino la volta che è successa, dice questa volta l'ha azzeccata Marino, gliel'ha fatta. Comunque io ricordo questo episodio, lavoravo a Sassari in provincia e a un certo punto Bruno stava e quindi chiedo a un amico, un collega della provincia, accompagnami a fare la cortesia. Dove stiamo andando? Stiamo andando ho detto, stiamo andando a trovare uno che purtroppo, insomma, gli hanno dato le soluzioni. Allora, no, tranquillo, di Olbia, è un amico carissimo, non è un funerale, stai sereno. Quindi questo è venuto tutto, non lo posso dire perché purtroppo c'è il prete. No. Non lo so, perché lui cercando, non è esagerata, non è una cosa esagerata, perché lui non lo trovavamo, non l'avevamo trovato, erano in 2 nella stanza.
il suo letto era libero perché lui era andato in bagno con tutto il resto. Io ero preoccupato perché domenica insomma tutti mi hanno detto guarda che stagli vicino perché noi non possiamo venire, non sa. E insomma sta male, sta malissimo. Lui esce bevuta, qualcosa mi fa, ha detto ciao, Salvini, io lo dico sa, Salvini, hanno andato via, poi sono preoccupato perché sono andato a controllare no, gli dice Milanese, sapete il Vona, però questo comincia a dire quel tizio che stava con me, ma questo sta morendo, sì, però è Bruno. C'è un altro Bruno che secondo me per la storia di Olbia e non solo di Olbia, per aver proiettato Olbia all'esterno ha diritto alla sua parte. Parlo di Bruno Selleri. Lascio un ricordo di Torre, ma soprattutto Torre lascia ad uno scritto di Selleri un passaggio molto bello, ve lo leggo. È Selleri che scrive: voglio terminare ricordando che il più grande regalo che mi ha fatto il pallone è di avere formato la mia vita di uomo. Olbia mi ha regalato la mia maturità, la mia tranquillità ed anche la mia famiglia. E considerando che ho un fiore di moglie ed una meravigliosa bambina, credo che proprio non ci sia altro da desiderare. Bruno Selleri. Un personaggio unico. Tutti noi gli dobbiamo tanto perché era un signore nella vita, oltre che nel calcio e nelle attività che faceva. Era davvero. E poi mio padre soffrì moltissimo perché non poteva più prendere in giro, gli mancava l'assicuratore, non riusciva perché lui faceva l'assicuratore, quindi tutto rigidamente, tutte le macchine, le moto, quello che sempre Milano, assicurazione Milano, sempre assicurazione Milano, da lui. Bruno era eccezionale. Bruno vi ha proiettati all'esterno. Io ricordo anche, essendo, adesso vi racconto un piccolo aneddoto di quando venivo a fare il derby Olbia Tempio. Era un classico, era presidente Puzzu, allenatore, ne ha girati tanti allenatori, mi ricordo di questo Persenda, che era un superstizioso unico, aveva preso la squadra d'estate e aveva questa giacchettina estiva, aveva De Petrillo era allora, però io sto parlando di che aveva preso la squadra e aveva questa giacchettina leggerissima estiva. Poi l'ho incontrato d'inverno, che l'ho continuato ad allenare con questa giacchetta, si tremava dal freddo e lui aveva sempre così, gli dico mister ma non cambia, no, con questa si vince. Si è preso una polmonite. Però prima dell'inizio di ogni derby fatto qui a Olbia, perché a Tempio non mi divertivo così tanto come a Olbia, che i tempiesi sono un po' più chiusi, nonostante giocassi in casa. Allora qui a Olbia, poco prima che avevo, grazie a Bruno e agli altri, insomma, avevo la possibilità di entrare negli spogliatoi, io arrivavo negli spogliatoi poco prima della partita, aprivo alla sconfinata, come si dice, la porta dello spogliatoio mentre c'è i momenti che precedono l'ingresso in campo, l'allenatore dagli ultimi, come si chiama, c'era anche Bruno Selleri e facevo soltanto in tempo a dire forza Tempio! Poi chiudevo in fretta la porta e mi arrivava la scarpata con i piedi. E un giorno mi si avvicina come si chiama quello? Adesso non me lo ricordo più, quello che faceva la manutenzione. Io. E mi diceva, ma sei spascendo tutti gli anni! Perché gli spacchetti Senti, solo una curiosità ma un breve siparietto. Tu dedichi Melenic, un olbiese senza tempo. Brevemente. Voglio dire, insieme a Melenic intanto voglio parlare di un altro personaggio che ha breve perché sì, poi devono anche finire loro in letizie. Sì. Letizie. Però io mi aspetto qualche domanda. Sì, anche prima della. Okay. Voi... voglio parlare di Nino Gannone, personaggio che stranamente, insomma, qualcuno la domanda la può anche fare, perché in un libro di storia di Olbia? Nino Gannone non si chiamava così, ma lui si ricordava come si chiamava, ma lui ormai era Nino, non c'era. Io ho sintetizzato dicendo era un uomo povero,
c'erano mesi che non aveva l'energia elettrica, che non c'era l'acqua, ma stava sempre con un sorriso in bocca, sempre dispensava allegria. Ho detto che era un uomo povero, ma non un pover'uomo. Di Nino, la cosa giornalisticamente e storicamente che mi ha colpito è che, siccome io purtroppo, anche per l'età abbastanza veneranda, c'ero anche al funerale di Nespoli, di Bruno Nespoli, che fu una cosa immensa, tutta la città. Il funerale più struggente, più bello e più numeroso dopo quello di Nespoli è stato quello di Nino Vannone. Aveva 10 generazioni di giovani, perché io ero un giovane di quelli della generazione prima, 10 generazioni di giovani che sono andati ad onorarlo e non aveva un soldo, però era OBS ed era il nostro filosofo. Io la prima volta che mi sono fidanzato, io ho chiesto, non vi dico cosa mi ha detto, ma perché sennò veramente qui mi scrivono tutti, cosa mi disse, ma disse una cosa essenziale, era importante. Ho detto: sai, mi piace questa, cosa mi consigli? E lui mi ha detto un consiglio, ma tutti noi andavamo da lui perché era dispensatore di felicità, no, orviesità, che poi era Olbia che era felice. Perché adesso arriviamo al colpo di teatro. Perché... No, tu ne sei il figlio, io sono il figlio adottivo. Siamo arrivati a Mario Zappato. Tralascio tutto quello che si può raccontare su Mario perché lo conoscete. Io lo chiamavo il Frank Sinatra della Sardegna, perché aveva una voce inconfondibile. Tu non hai ricordato, per esempio, nel libro sì, Palledo de Gortes, che, scusatemi se mi permetto, ma la familiarità me lo concede, che tuo padre, che per tutti i sardi non si chiamava Palledo de Gortes, ma si chiamava De Gortes. Io lo imitavo. Noi abbiamo la cassetta Z in ufficio, che è la cassetta Zappato, dei servizi storici di Mario Zappato. Una cosa, nel Nuorese si andava solo, allora, no, per fatti di cronaca, e si entrava solo o se c'era Beppe Muscau, che era il nostro operatore, il nostro specializzato di te, o se c'era Mario Zappato. E le notizie, soprattutto di cronaca nera, le si avevano solo se passavano per Mario Zappato. È stato importante per tutti, ma c'è un capitolo dedicato a Mario. Io vi voglio solo leggere l'ultimo capoverso, perché più di ogni altra cosa racchiude la personalità e il carattere di quest'uomo. Tanto per farvi capire di cosa stiamo parlando di Antonello, il fotografo che ha fotografato Berlusconi e Topolanec, anche con quella cosa meravigliosa. Attenzione. Infine nel 2009, quando i carabinieri irrompono a casa per sequestrare le foto osè del nostro primo ministro alla Certosa, trovano lui, mio padre. C'è una qualche discussione. Sono in 4, per giunta armati e seriosi, e lui gli parla della guerra in Albania, ma non gli permette di perquisire niente. Mi chiama, arrivo, ma soltanto per liberare i carabinieri da mio padre, non il contrario. Ecco, se posso sintetizzare il suo insegnamento, 2 punti. L'autorità non può mai essere un alibi che ti dà il diritto di fare quello che vuoi. Se una cosa non è giusta e corretta, anche se sei il padrone della Casa Bianca o il presidente del Consiglio o ti chiami Berlusconi, beh, quella cosa non la puoi fare neanche tu. Ciao papà. No, ma che devo parlare di mio padre, se no finisce, no, mio padre, diciamo per Olbia, così comprendiamo il meccanismo, sfugge a tutti, ma chi, e qui non è che ci sono proprio tutti i pivellini, qualcuno della mia età, era
il cronista della RAI, il Gazzettino, addirittura inventarono una cosa, un regolamento della RAI, che si impediva di fare non più di 3-4 servizi, perché mio padre è entrato alla RAI perché io lavoravo alla CISL e ho fatto la causa alla RAI, altrimenti mio padre non sarebbe mai entrato, perché era un freelance, come tanti, lo sfruttamento più ampio, più diffuso che c'è in Italia è quello dei giornali nei confronti dei collaboratori e dei giornalisti. Sempre stato così e continuano a fare ancora oggi. Mio padre era anni che faceva la voce della RAI, lui la imita meglio, la sua voce, e non era stato assunto. Allora, il vero problema è che prima di lui e dopo di lui, ad oggi, non c'è mai stato nessuno più nella RAI. Non c'è mai stato più nessuno, ma lui c'è stato e dobbiamo c'è più potente di prima, eppure non c'è nessuno nella RAI. Chiaro? Quindi questo è il vero contesto, il concetto. Cioè è possibile che questo dimenticatoio, questo modo di continuare, non lo so, alle volte gli borghesi siamo in grado di avere, come dici tu, questa forza, però non abbiamo memoria. Io spero che questo libro rimanga che dia stimolo un po' per tutti, ovviamente è una sintesi di tutto quello che c'è in giro, che la mia ho un sogno, per esempio, e lo farò, penso di riuscire a farlo, anche se ci vogliono molti soldi da questo punto di vista, chiederò un aiuto. Però io vorrei, per esempio, ristampare tutto, perché ci deve stare in tutte le famiglie, tutti i libri di Dionigi Panetta con la mia casa editrice, perché non si può prescindere da quelli che Urbia l'hanno davvero amata in questo modo, e la possono trasmettere ai figli dei figli, in modo tale che qui non si perda mai il gusto e l'orgoglio di essere orbiesi. Se non c'è qualche provocazione, io ringrazio tanto Marco Ronchi, che è qui, il responsabile della biblioteca Simpliciana, ringrazio anche il sindaco che ci ha permesso perché Setti Monizzi, che tra l'altro allora era, a proposito delle scarpette, il medico dell'Urbia, e secondo me se l'ha lanciata lui è anche possibile la scarpetta. Comunque, ero lì, che si era permesso, ma d'altronde cosa aveva fatto? Forse uno schiaffo all'arbitro, bene, e auguri, eccolo. Hai parlato di Menelichi, ma non avete detto niente. Brevemente. Allora, Maronci, Menelichi, io è un personaggio che ho adorato, è il personaggio più controverso, molti mi hanno criticato per averlo messo, per aver fatto, però io è il personaggio, nelle mie peregrinazioni a Cagliari, piuttosto che addirittura a Benetutti, quando ho lavorato a Benetutti, o quando stavo a Roma, è il personaggio l'orbiese che incontravo di più negli aeroporti, in altre cose, quindi parlavamo spesso, in più è molto amici con la famiglia, insomma, Franca Moro faceva parte, insomma, diciamo che era uno di noi. Ho avuto il piacere di cantare perché aveva una bellissima voce, era un genio, come tutti i geni, la sregolatezza. Io lo dico nel ricordo, intanto mi ha dato la soddisfazione di vedere uno dei miti, io da vicino l'ho visto, uno dei miti che non mi sarei mai sognato, mi ha permesso di essere all'anfiteatro di Cagliari quando è arrivato il Ray Charles, cioè questo non è che portava chiunque, ha inventato la ferula che all'epoca era da un punto di vista culturale una cosa incredibile. E poi c'è un episodio che è importante, poi è vero c'è stato tutto il finale, non si sa mai di chi sia la colpa, Marella mi ha anche scritto di questa, mi interessa poco. Io ricordo la soddisfazione che ebbi, stavo a Roma, in uno dei tanti miei posti dove insomma, ho vissuto, in televisione, e lui era ospite, c'era Domenica in qualcosa del genere. Con Pippo Paolo. Era ospite, eccetera, e c'era un collegamento dalla Rai di Sassari con Gavino Letta per Padre Padrone. Ora, non so se la generazione di oggi se lo ricordano Padre Padrone con tutto il resto, eccetera. E lui cercava,
con parole molto altisonanti, Gavinoletto, e cercava di far vedere che la filosofia che c'era dietro questo padre padrone, questo serviziari, i servi pastori che poi era il figlio, insomma, chi legge il libro lo sa com'era sta roba, e cercava di fare che fosse del tutto naturale. Lui prende il microfono e Gavino Ledda voleva parlare, era in studio, e Gavino Ledda lo voleva interrompere. E lui fa, mudo Gavino, mudo, che tu hai fatto più da una Sasaldina di 1000 anni di invasione barbarica. Ha sintetizzato quello che era il nostro sa. Detto che io però devo anche dirvi con molta serenità, siccome poi avendo avuto in sorte di avere un cognato di Silvio, io poi ho parlato molto con Gavino e lui una delle tante cose che diceva in parte gliel'avevano forzato, perché non è semplice, non vedrai, se non è la mia casa editrice, se tu mi dai il tuo testo poi io dico no, ci vediamo queste cose, quindi un po' alcune cose gliel'avevano forzate, lui stesso l'aveva riconosciuto e il libro non era male perché dopo la Bibbia era stato quello più tradotto in tutto il mondo, non è che era una cosa da niente. E per cui aveva ragione però Enrico quando dice ormai anche i cinesi sanno che noi andiamo con le pecore che facciamo che ci massacrano. Scusa, prima di passare la parola, prego. Un'aggiunta del personaggio, soprattutto le qualità che aveva cantato anche, e aveva inventato un gruppo e doveva presentare la Mamma Mia in sangue al Papa. Esatto. Lui non aveva mettere, lui andava in capo al mondo, se c'era il presidente, se veniva Reagan, lui era lì. Ma era un dietro. Non era di tempo. Stai sicuro? Senti, no, siccome siamo in collegamento anche con la Bulgaria, vuoi dire qualcosa ai tuoi amici bulgari? Io ho già detto Blagodaria perché è la nazione che io, cioè non potevo desiderare, sapete, vanno tutte le Canarie con tutti, no, la Bulgaria è davvero la terra che più si rassomiglia alla Sardegna e io così mi sento vicino a casa. Grazie a tutti voi, il libro è lì, chi lo vuole poi dopo l'autore ve lo può dedicare personalmente. Facciamo chiudere al coro di Olbia Folk Ensemble, puoi dire una... Buonasera a tutti. No, come è stato tirato in ballo il nostro nome, quindi è doverosa una spiegazione. Non prima di aver ringraziato Tore dell'invito e di aver detto che siamo molto contenti di essere qui stasera. Dicevo, noi siamo nati come coro all'interno del coro Pirosi, allora diretto da Don De Lugo. Tutti l'avete conosciuto, vi chiedo anche un applauso per chi saluta. E siamo nati, la prima nostra esibizione durante una rassegna internazionale, quindi siamo nati in un clima internazionale dove c'erano molti cori da tutta l'Europa e dal resto dell'Italia, per cui questo nome era normale, anche perché non avevamo mai l'intenzione di doverci esibire nelle feste paesane, no, era un nostro sfizio cantare il sardo, però all'interno sempre di questo coro, per cui il nome è questo. Soprattutto colpisce questo ensemble, ecco, noi ringariamo la voce, noi non abbiamo niente di sardo, perché Olbia è greco, ce l'abbiamo scritto anche nel museo con la lambda greca. Folk è una parola inglese, anche se ormai è diciamo italianizzata, però quando viene italianizzata in folklore o in folcloristico anche assume una cosa negativa. Ensemble vuol dire insieme, come coro, per cui di sardo non abbiamo niente, però abbiamo l'anima e l'essenza è sarda. Che voglio dire è questo, la cosa importante è che cantate sardo, se poi vi prende, perché poi un nome bulgaro me lo trovo più sicuro. Grazie. Non dimenticatevi che i libri sono là e l'autore è qua, dopo il brano che canta.
Oh
secolare, come da questo dimostrare, in travagliente come la volontà. Amigo su